Io penso che nella vita della persona normale, insomma biologicamente parlando, ci siano delle fasi, no? C'è la fase dell'infanzia, c'è la fase dell'adolescenza, c'è la fase della maturità e c'è la fase della vecchiaia che precede la morte, no? La Chiesa di Treviso è nella fase dell'adolescenza, ha compiuto 16 anni, no? E questa slide che io vi mostrerò rappresenta il fatto che, come tanti adolescenti, no? Come a tanti adolescenti succede, lo sviluppo viene fatto tutto in una volta. Dall'oggi ti trovi un bambino, domani ti trovi una persona di 1,90 m, no? E ovviamente questa crescita improvvisa provoca dolori articolari, provoca malattie, provoca bisogno di vitamine, no? E quindi vi mostrerò una slide che rappresenta il nostro ciclo di adolescenza, no? I nostri 16 anni che abbiamo festeggiato la settimana scorsa. 16 anni fa qualcuno ha cominciato con una grande speranza di cominciare una chiesa a Treviso. Io mi ricordo quando ho visitato la chiesa, il primo locale della chiesa di Treviso, no? Era lì vicino al concessionario della Volvo, una piccola stanza con 2 camerine per i bambini, pochi membri, all'inizio penso che fossero 17 se non sbaglio, no? E mi ricordo di Adriana che c'era, no? Isaura, insomma poche persone con una grande speranza. E per 16 anni, sì, la chiesa è cresciuta, ma sembrava, no, che tutto si fermasse tra le mura, no? Poi è stato preso il locale più grande, nel cui ancora oggi siamo. Ma dal 2015 io ho visto la Chiesa di Treviso proprio fare questo sviluppo esplosivo nella sua testimonianza. E abbiamo cominciato a seguire altre 2 chiese, la Chiesa di Padova e la Chiesa di Marghera, io ho messo Venezia ma è Marghera, no? Che abbiamo cominciato a appoggiare, a predicare e a sognare con loro, no? E queste chiese oggi si stanno sviluppando, stanno avendo una bella testimonianza nella loro città e noi sogniamo tanto con queste chiese. Poi 2016 ancora di più sono nate altre 3 testimonianze: Cavallese, provincia di Trento, Verona e Conegliano. Gente, allora 3 comunità che si sono aggiunte nel giro di 12 mesi, no? E che noi stiamo predicando, prendendo cura, facendo avanzare nel regno di Dio. Quest'anno, la prima settimana di settembre, ci saranno 10 battesimi. E dice la parola di Dio, se tu sei un vero credente, che quando una persona passa dalle tenebre alla luce c'è una festa in cielo. E questa festa si riflette nella sua chiesa. E se tu non sei gioioso di quello, io non so cosa dirti. Ma questa è la visione che Dio ci sta dando. La Chiesa di Treviso è una chiesa missionaria. E una chiesa che non è missionaria è una chiesa dimissionaria. Avete capito? Quando noi guardiamo le cose di fuori è impressionante che le cose di dentro si cambiano da sole. Quando tu ti orienti la tua visione in un campo missionario, Dio si prende cura dei tuoi problemi, i tuoi problemi cominciano a sparire. È incredibile, ma è così. E quindi Dio ci ha dato questa grande visione di portare avanti questo ministero non solo con 5 chiese, ma con 6 chiese. E stiamo sognando per la 7ª di Belluno. Okay? Che è un gruppo di studio che sta cominciando a evangelizzare un sacco di persone e noi stiamo sognando di fondare un'altra testimonianza lì, ok? Pastore, ma riusciamo a gestire 7 comunità? No. Ma come un grande condottiero ha detto, noi siamo in minoranza, ma domani scendiamo in battaglia. Vuoi scendere in battaglia con noi? Ho messo lì altre 2... un altro obiettivo che è Pordenone. Qua abbiamo un altro sogno. Voi sapete che chi è che conosce la struttura di Tramonti di Sopra? Chi conosce la struttura di Tramonti di Sopra? È una struttura bellissima con 55 posti letto che lì nulla facente la nostra chiesa sta sognando di comprare. Gente, una struttura che costa 700.000 euro minimo
Sapete cosa ci hanno chiesto? 10.000 euro. Sapete che questi soldi stanno già arrivando dal Brasile? Attraverso il pastore Caio? Allora, fratelli, io rido, io salto di gioia quando sento queste cose. Perché? Perché Dio va davanti a noi. Perché Dio sogna grande. E la cosa incredibile è che la Chiesa di Dio tante volte, sapete cosa fa? Signore, dammi compiti alla mia portata. Sai qual deve essere invece la preghiera del credente? Signore, dammi energie per svolgere i compiti che tu mi hai assegnato. È un po' diversa la preghiera. Dio, quando noi ragioniamo con Dio, ragioniamo al suo livello, non al nostro. E noi dobbiamo avere questa speranza. Io chiedo in questo momento, perché vi ho detto tutto questo? Fratello, sorella, tu che sei qua stamattina, se tu non sposi questa visione che Dio ci ha dato, c'è un problema. Sai perché? Perché Dio va in quella direzione. Che io voglia o no, Dio va in quella direzione. E ti chiedo stamattina come Chiesa di Dio di aprire la tua mente, perché la Chiesa non è chiusa in queste 4 mura. La Chiesa di Dio va fuori dalle mura, la Chiesa di Dio conquista anima, la Chiesa di Dio si sparge per il mondo. E io quando comincio a ragionare che 12 persone semplici, pescatori, agricoltori, hanno sconvolto il mondo e hanno portato la parola di Dio fino a noi oggi, dico, possibile che la Chiesa di Treviso non ce la faccia? Siamo ben più di 12 e abbiamo tutta la teologia del mondo a disposizione per portare la nostra speranza a quelli che non credono. Fratelli, io vorrei fare un momento di preghiera con voi e voglio invitare 2 fratelli e 2 sorelle qua davanti insieme a me a pregare per questo progetto di Dio, affinché la Chiesa di Dio sia conformata a quello che Dio ci sta proponendo. Vuoi venire insieme al Signore? Vuoi andare insieme al Signore? Sì o no? Vuoi camminare con Dio su questa strada? Branca, per favore, un'altra sorella che vuole pregare insieme a noi. Franca, per favore, 2 maschietti. Perin, ok? Un altro maschietto, per favore, coraggioso. Walter, grazie. Allora noi ci inginocchieremo, ok? E pregheremo per portare a termine questa visione che Dio ci ha dato. Pastore, ma tu ci vuoi far lavorare di più di quello che possiamo? Io non ho nessuna responsabilità. Se Dio ci manda lì e noi dobbiamo andare, andate, predicate, fate discepoli nel nome del Signore Gesù. Amen. Chiesa di Dio, vuoi inginocchiarti insieme a me? Preghiamo per questa visione, per questo progetto che Dio ci ha dato. Franca, io chiuderò. Padre Santo, grazie per visioni che ci fuori dai nostri occhi. Tu sei grande, molto più grande dei nostri pensieri, delle nostre capacità, delle nostre forze. Dobbiamo mettere tutto in mano tua, Signore, perché sei tu quello che apre le porte, quello che ci equipaggia tutti i giorni alla mattina. Ti chiedo di fortificarci nella fede della tua visione, Padre. Fortificaci nella fede, nelle capacità che tu metti davanti a noi, Padre. Noi dobbiamo solo fare il primo passo. La vittoria è tua, Padre. In nome santo di Gesù te lo chiedo. Amen. Padre Santo, sei il nostro capo, Signore, siamo il tuo esercito. E ci mettiamo, Signore, davanti a te, Padre, in preghiera, Signore, in sottomissione, Signore, alla tua parola. Ti chiediamo, Signore, il tuo aiuto e siamo già fiduciosi che sappiamo che l'opera è sua e il Signore renderà capaci, oh Padre, di compiere questo grande progetto, Signore, qua in Italia. Siamo qui, Signore, per portare la sua parola a quelli che ancora non ti conoscono. Amen. Ti ringraziamo, Signore, perché tante vite sono già arrivate a te, Padre, attraverso della testimonianza della sua Chiesa, Padre. Nel nome di Gesù ti chiediamo che ci fortifichi, ci capaciti, Signore, per
questa grande opera, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Padre Santo, quando tu ci hai chiamati a far parte della tua Chiesa, ci hai chiamati anche ad essere responsabili verso tutti quei fratelli e quelle sorelle nel mondo che ancora non conoscono il nome del tuo Figlio. Però molto spesso noi ci comportiamo in realtà come il profeta Giona, chiamato ad annunciare la tua parola alla città di Ninive e che invece cerca di fuggire nella direzione opposta. Anche noi siamo così, cerchiamo di nasconderci al tuo sguardo, cerchiamo di farti capire è meglio se al posto mio va qualcun altro. E invece oggi siamo qui perché vogliamo prendere un impegno ufficiale e solenne davanti a te. Vogliamo seguire quella che è la tua strada. Vogliamo andare senza riserve dove tu ci porti. Aiutaci ad essere fedeli a questo proposito, Signore. Nel nome del tuo Figlio. Amen. Signore nostro Dio, nostro Pai, nostro Padre, vogliamo ringraziarti principalmente per le difficoltà, perché attraverso le difficoltà possiamo vedere i nostri problemi, le nostre debolezze e allo stesso tempo tu ci dà anche a ognuno, a questa Chiesa, la capacità, l'incoraggiamento, i doni, le ferramenta necessarie, Signore, per comprire e sviluppare, Signore, questo grande progetto che è il tuo sogno per questa regione, per questo paese. Vogliamo chiederti, Signore, che ti dia la capacità e dia anche la saggezza di capire, Signore, da migliore forma possibile i tuoi piani. Ti ringraziamo a tutti quanti, Signore, a tutte le difficoltà, perché con quella difficoltà noi ti facciamo più forte, più saggio, insomma. Grazie per questo, grazie per questa opportunità, perché attraverso questa opportunità facciamo vedere agli altri il tuo grande amore. Ti ringraziamo, Signore, in nome di Gesù. Amen. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per aver messo questo sogno, che è un sogno tuo, nel cuore di questa Chiesa. Ma adesso, Signore, che noi siamo qua, Signore, questa mattina e questa fratellanza sta guardando, Signore, la estensione, sta capendo l'estensione di quello che tu vuoi da noi. Io ti chiedo che tu possa porre nel cuore di ciascuno di noi questo desiderio, Signore, di contribuire con questa opera, di seguirti, Signore. Io so, Signore, che ci si stanno prendendo delle decisioni in questo momento, decisioni di sposare questa visione oppure decisioni di non sposare questa decisione. Signore, io ti prego che quelli che non vogliono sposare questa tua visione, Signore, che non vengano allontanati dalla tua Chiesa, che non si allontanino dal gregge, ma che tu li possa convincere, Signore, che è l'unica via, perché questo è il grande mandato che tu ci hai dato, Signore. La grande necessità del mondo è essere salvata. Siamo qua per dirti, Signore, manda a noi. Eccoci, Signore, siamo pronti. Chi non può predicare, Signore, che tu possa fargli piegare le ginocchia ogni giorno, perché possa pregare per questo progetto. Chi non riesce a pregare, Signore, che tu possa mettere nel cuore di contribuire per questo progetto. In qualche modo ognuno di noi può farlo. Grazie, Signore, per questo. Io ti benedico e ti lodo, perché so che i miei fratelli saranno sensibili a questa tua esortazione. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se potete
Grazie. Ok, prima Giovanni capitolo 4, versetto da 1 a 6. Prima Giovanni capitolo 4, versetto da 1 a 6. Dice così la parola di Dio. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo, da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio figlioli e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Preghiamo che il Signore possa parlarci questa mattina. Signore Dio nostro, in questo momento io ti chiedo che la tua parola, Signore, possa portare, Signore, quell'alimento spirituale, ma soprattutto quella chiarezza che a volte ci manca, Signore. Apri i nostri occhi sul mondo spirituale che ci circonda attraverso questo testo biblico. Siamo in una battaglia, Signore, furiosa, per il possesso delle anime e delle menti anche dei credenti, Signore. La mente è il campo di battaglia, Signore, dove noi combattiamo ogni giorno la battaglia per la libertà di pensare come Cristo. Io ti chiedo stamattina, Signore, che tu possa veramente cambiare il nostro modo di pensare e che noi possiamo vedere quello che sta attorno a noi nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questo testo biblico è uno squarcio molto chiaro sul mondo spirituale che ci circonda, ok? A volte noi non abbiamo la percezione di quello che si muove attorno a noi, è un mondo invisibile che noi non riusciamo a rinchiudere in un quadretto. A noi esseri umani piace mettere tutto nei quadretti, no? Organizziamo ogni cosa, perfino anche quello che non bisogna organizzare. Una volta Gesù ha detto: lo spirito è come il vento, soffia dove vuole, va dove vuole, tu non lo puoi inquadrare in nessuna caratteristica di cose umane, cose terrene. E questo testo biblico ci parla dello spirito dell'anticristo che è stato liberato nel mondo da millenni per sedurre l'umanità e che sta preparando un tessuto sociale adatto alla sua manifestazione sociale. Quando lui dice lo spirito dell'anticristo è già nel mondo, allora, fratelli, provate a pensare un attimo cosa la parola di Dio ci sta dicendo. Ci sta dicendo che 2000 anni fa l'Apostolo Giovanni ci dice: state attenti perché lo spirito dell'anticristo è già entrato nel mondo, sta già predicando la sua dottrina, sta già predicando le sue verità, e ci sono soprattutto dei falsi profeti che pronunciano parole di bugia che assomigliano al Vangelo ma che non sono Vangelo per niente. La parola di Dio ci dà questa idea, perciò, fratelli, la prima cosa che vi voglio dire questa mattina è: state attenti a chi predica la parola di Dio, perché non tutti appartengono al Dio che noi crediamo e non tutti pronunciano parole di vita eterna come la parola di Dio pronuncia.
Tanti predicatori usano la parola di Dio, predicano bugie, predicano prosperità, predicano miracoli, predicano un sacco di cose che la parola di Dio non dice e le usano a proprio vantaggio e a proprio guadagno. Fratelli miei, c'è stato un predicatore grandissimo che io considero un grande predicatore che si chiama Paul Washer. Chi è che conosce? È un predicatore della parola di Dio proprio serio con la parola di Dio. Ti consiglio di ascoltare qualche sua predica e ti voglio dire una cosa, sai cosa ha detto? Io detesto, queste sono sue parole, io detesto i predicatori che usano la parola di Dio e che parlano di tutte quelle dottrine che non hanno niente a che fare con la parola di Dio per riempire le proprie tasche, perché significa che loro stanno facendo il loro interesse, ma quando i credenti cominciano ad ascoltare e soprattutto a credere a queste cose, vuol dire che non amano più il Signore, ma amano più gli uomini. E i loro culti diventano, invece che cristocentrici, antropocentrici. L'uomo è al centro del culto dove il Signore dovrebbe essere l'ospite d'onore. E questo testo biblico è interessante che comincia così. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. A chi sta parlando qua? Credenti o non credenti? Credenti. Fratelli, non credete a ogni predicatore, perché ogni predicatore non è detto che sia colui che predica la parola di Dio. L'Apostolo Giovanni era molto preoccupato per questo consumismo spirituale. Sai cos'è consumismo? Tu entri dentro in un supermercato, io mi sono stupito e sono andato al centro commerciale dove lavora oggi mia moglie, tra parentesi, vi saluta mia moglie, vi manda un abbraccio e al lavoro oggi, ecco perché non c'è. E io sono entrato, io volevo uno yogurt, no? E sono entrato nella scansia degli yogurt. Ho detto, Signore, gente, una corsia di 25 metri, c'erano yogurt di tutti i tipi. Yogurt di pecora, yogurt di capra, yogurt di mucca, yogurt con la frutta, yogurt al naturale. Io dico, Signore, cosa faccio? Mi occorre una mappa. Nel mondo spirituale oggi il nemico offre di tutto e di più. Quello che tu vuoi è predicato su internet. Tu vai, digiti qualsiasi cosa ti interessi sentire la predica, tu andrai. Ma la domanda che Giovanni si faceva e la domanda che la Chiesa di Cristo si fa oggi è: sarà che questo predicatore sta predicando la parola di Dio? Figlioli miei, state attenti e provate se gli spiriti vengono da Dio. Sai perché? Perché c'è un lavoro interessante, e noi abbiamo aperto il culto proprio con questo. C'è un lavoro interessante che il nemico fa oggi nella mente dei credenti. E oggi predicheremo proprio su questo tema, no? Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo, perché questi spiriti cominciano a fare un lavoro nella nostra mente. E io so, fratelli, una cosa, che il nemico è un psicologo molto più intelligente di tutti gli psicologi di questo mondo messi insieme. Lui ha esperienza di millenni con la razza umana e lui sa che se comincia a seminare un pensiero sbagliato nella nostra testa, lui comincerà a seminare non solo un pensiero ma delle convinzioni, e queste convinzioni si trasformeranno in azioni che diventeranno parte della nostra vita. E quindi, cari miei, un esercito di spiriti maligni è uscito nel mondo, la preparazione dello spirito dell'anticristo, cercando di seminare nella sua Chiesa un pensiero sbagliato affinché il nemico cominci a avanzare, a guadagnare terreno e mettere nella nostra testa quello che la parola di Dio chiama in 2 Corinzi capitolo 10 le rocche, le fortezze della mente. Sapete cosa sono le fortezze della mente? Il nemico che ha piantato un pensiero sbagliato nella nostra testa e difende a spada tratta questi pensieri. Stamattina vedremo quali sono i sintomi. E sono sicuro, fratelli, che il Signore ha posto nel cuore questa parola da parte sua, nel mio cuore, per potertela trasmettere a te. E tu vedrai quanti sintomi che il nemico ha guadagnato terreno nella tua testa. Pastore, ma un credente può essere posseduto? No.
Assolutamente no. Stai tranquillo che il nemico non ti possederà mai, perché tu possiedi lo Spirito Santo di Dio. Ma il nemico può controllare la testa di un credente? Assolutamente sì. E fare diventare quel credente una persona inefficace, triste, sconsolata, depressa e senza capacità di poter fare la volontà di Dio in questa vita. Dio ci ha chiamato a un potenziale, fratelli, pazzesco. Quando io guardo la Chiesa di Treviso dico: Signore, che talenti che ci sono nella Chiesa di Treviso, che capacità che tu hai dato ai miei fratelli, che cosa impressionante che noi potremmo fare sul campo di battaglia. Ma tu vedrai nella parola di Dio e attraverso i sintomi che io ti dirò che tante volte noi non riusciamo a fare quello che Dio ci chiede, non riusciamo ad avere efficacia nel mondo spirituale, perché Dio ha permesso di fare a Satana un lavoro con te, ma soprattutto tu hai permesso e io ho permesso a Satana di piantare quello che la parola di Dio chiama le fortezze della mente, che posseggono i tuoi pensieri, e ci sentiamo delle persone totalmente inadatte a fare la volontà di Dio. Allora io voglio cominciare con questo elenco di sintomi che rappresentano che Satana ha cominciato a fare un lavoro con la tua testa. Pensieri flash, pensieri impuri, blasfemi e confusi, che transitano nella mente a ripetizione e non riesci a fermarli. Anche se ti opponi con la volontà, perché non è una questione di volontà, sembrano nascere da noi stessi. Se crediamo che nascono da noi, Satana ha vinto e noi rimaniamo schiavi dell'inganno. Se crediamo che nascono da noi, l'arma che egli usa è anche la vergogna. Se vengono in mente queste cose, che cosa credete che sono? Abbiamo concesso terreno nella nostra mente a spiriti oscuri che ci renderanno inefficaci. Ti è mai capitato quel momento in cui dentro di te cominciano a riversarsi un sacco di pensieri, tentazioni e cose impure che cominciano a riversarsi nella tua testa? Io le chiamo il camion di angurie, no? Che ti viene scaricato addosso. Hai mai provato la sensazione che un camion di angurie si apre e queste angurie cominciano a caderti addosso? È una cosa che è inarrestabile, no? Satana ha preso possesso della tua mente e tu non riesci a fermare questi pensieri. Io mi ricordo un'esperienza che ho fatto qualche anno fa. Ero in casa, tranquillo, leggevo la parola di Dio. A un certo punto nella mia mente è passata una bestemmia, ok? Ma proprio molto chiara è stata. Ho detto: Signore, cosa sto pensando? Allora il Signore mi ha fermato un attimo e ha detto: tu sei un credente, serio? Sì, Signore, certo. Tu bestemmi? No, Signore. Risposta: allora di chi è questo pensiero che è arrivato nella tua testa? Perché la cosa interessante, fratelli, è che il diavolo, il più grande progetto del diavolo è far credere che lui non esiste, e lui ti fa credere che questo pensiero viene dalla tua testa. Lui non viene di fronte a te con il forcone, con la coda a punta, le corna. Secondo te il diavolo è così? Lui viene dietro di te, comincia a suggerirti dei pensieri nelle tue orecchie. Tu pensi che la cosa venga da te, ma questi pensieri non vengono da te, vengono dal diavolo, da una potenza nemica che ha preso e che ha fatto una rocca, ha fatto una fortezza nella tua mente, e tu comincerai a diventare una mente passiva, soggetta di questi pensieri. Fratelli, il primo sintomo che Satana ha cominciato a lavorare con la tua mente è pensieri flash, immagini, esperienze del passato o profezie di disastri o tragedie personali o familiari. Chi è papà e mamma qua dentro? Ok, tuo figlio esce senza di te, ok? Prende la corriera, va in città, va a fare a scuola, tutto quanto. Dentro di te cominciano a una serie di immagini, no? Mio figlio esce fuori. L'altro giorno mi è successo proprio questo, no? Sono passato per il ponte dove mia figlia sta facendo lo stage in città, sapete, vicino al parcheggio delle Corriere a Treviso, no? Lei arriva lì di solito e deve fare circa 200 metri dalla stazione delle Corriere al negozio dove lei va a fare lo stage.
Interessante che quella zona lì non è una bella zona, no? Ci sono personaggi un po' particolari. Io quando stavo tornando a casa la mia mente era un turbinio, dicevo Signore, se lei passa in quel momento lì qualcuno la prende, la mette in una stanzina, la violenta, questo, quell'altro. E la mia testa non riusciva più a fermare questi pensieri. Ho detto, Signore, vattene via nel nome di Gesù, perché mia figlia appartiene a te e tu sei nel controllo della situazione. Fratelli, era il diavolo che stava cominciando a lavorare nella mia testa per mettermi che cosa? Insicurezza. Immagini. Gesù lavorava per immagini, il diavolo lavora per immagini. Quando tu cominci a ricordare gli eventi del passato, a ricordare tutti i tuoi peccati, alle conseguenze di quello che è successo attraverso i tuoi sbagli, oppure di cominciare a sognare delle cose, delle tragedie che avvengono nel futuro, chi è che sta lavorando con la tua testa? È il diavolo, gente. Uno spirito malvagio che sta cominciando a lavorare con i tuoi pensieri. E l'unica cosa che tu vuoi fare è riprenderlo nel nome di Gesù. Vi ricordate quando i discepoli stavano viaggiando sulla barca? Cosa interessante, no? Gesù dormiva, ma dormiva. E dentro nella barca c'erano i discepoli, erano dei pescatori, no? Esperti di tempeste del mare di Galilea. Arriva la tempesta, Gesù dorme e i discepoli si disperano e dicono, Signore, se tu non ti svegli noi moriamo. Allora avevano già venduto l'anima alla morte, no? Stavano già pensando al disastro futuro, non era ancora successo, ma stavano già pensando al futuro. E la cosa interessante è che Gesù si alza, dice la parola di Dio che lui sgrida la tempesta, ed è lo stesso verbo usato per sgridare i demoni. Dietro la tempesta c'era un demone. Gente, a volte le tempeste della vita, Dio permette che arrivi un demone, cominci a fare delle cose nella nostra vita e Gesù dorme. E Gesù stamattina ci sta comunicando, il diavolo lavora attraverso le immagini. Se tu hai spesso queste immagini di disastri o di cose passate, di cose future, che ancora non sono successe, è perché il diavolo ha messo una rocca nella tua mente. E Dio vuole che tu ti liberi dall'angoscia e dall'ansietà di vivere e tu vivi il presente, perché la parola di Dio dice che noi dobbiamo vivere oggi e i nostri pesi devono essere portati oggi e non domani. E sai perché? Perché quelli del passato li ha portati per noi il Signore. Se il nemico ti accusa del passato o ti fa essere insicuro sul futuro, è perché il diavolo ha cominciato a lavorare con la tua testa. Sogni convulsi e insonnia. Durante la notte la mente diventa passiva, i nostri sogni possono essere di 4 tipi. Okay? Ci sono 4 tipi di sogni che noi possiamo fare alla notte. Il primo è biologico. È ovvio che se tu vai a letto a mezzanotte, a 11:30 hai mangiato la fagiolata, probabilmente avrai un brutto sogno. Questo non dipende da un lavoro diabolico. Oppure una bella pizza col salamino, mi è successo proprio l'altra sera. Ecco, quindi questo è un sogno biologico. Poi ci sono i sogni naturali, quelli che noi facciamo, che sono ben organizzati. Voi sapete che durante la notte la nostra mente è libera e soprattutto inattiva, abbastanza passiva, perché è il subconsciente che comincia a lavorare con noi, no? E quindi noi facciamo dei sogni. Quando i sogni sono ben organizzati, non sono confusi, non sono oppressivi, specialmente oppressivi, noi stiamo facendo un sonno naturale. Ma ci sono altri 2 tipi di sogni, uno è bellissimo e l'altro è un incubo. Il primo è quello che viene da Dio, no? Dio parla al suo popolo, non sempre, non è una cosa comune che si fa tutti i giorni, ma Dio può parlare attraverso dei sogni, l'ha fatto con Maria, l'ha fatto con Giuseppe, l'ha fatto attraverso tanti profeti e Dio a volte comunica le sue verità attraverso un sogno, a volte, non sempre. E poi ci sono quei sogni dove tu ti corichi e diventano un incubo. Quei sogni dove tu ti svegli con quella pressione al petto, ti è mai capitato? Dove tu fai fatica a risvegliarti, dove i tuoi pensieri diventano un turbine, dove i tuoi pensieri non riescono a organizzarsi, i tuoi sogni sono tutti scombinati.
Da chi viene questo tipo di sonno? Dal diavolo che lavora con te. Dormire diventa più un incubo che un riposo. Tu ti svegli la mattina che se anche hai dormito sei più stanco di prima. O è capitato solo a me? Sai chi sta lavorando con te? Lo vuoi dire tu? Il diavolo. E l'unica cosa che tu puoi fare, caro mio, è riprenderlo nel nome di Gesù, invocare il sangue di Cristo che ti ha liberato da tutto questo. Sogni convulsi e insonnia, amnesia. Allora, l'amnesia dipende da tante cose, ok? Ovviamente, se tu stai prendendo uno psicofarmaco, avrai delle amnesie, perché è ovvio, la biologia, noi siamo anche esseri biologici. C'è un'amnesia che è dovuta all'età, chiaro? Più vai avanti, meno cose ricordi, no? Ma ricordi a corto termine è difficile, ma ricordi a lungo termine tu hai, perché quello che è rimasto impresso nella tua memoria rimane lì. Ma la cosa interessante è che io parlo di un'altra memoria. Allora e c'è un termometro che è impressionante, tu apri la parola di Dio, tu leggi un testo biblico e 5 minuti dopo non ti ricordi più che cosa quel testo biblico ha detto e neanche dove si trovava. Sai cosa dice la parola di Dio? Quando Gesù predica la parabola del seminatore, dice: io esco per il mondo, semino la parola di Dio e subito dopo viene il nemico e porta via la parola che io ho seminato. Caro mio, se c'è un problema di questo tipo, il diavolo ha fatto un bel lavoro con te. Sta confondendo le tue idee. La tua mente comincia a diventare passiva e c'è bisogno di una liberazione da parte del Signore. Io, fratelli, non vedo il diavolo in ogni parte, ma vedo il diavolo nella prospettiva biblica. La parola di Dio è molto chiara con noi, c'è una battaglia spirituale attorno a noi. Tu che stai sentendo questo sintomo di mancanza di memoria, specialmente quando leggi la parola di Dio, il diavolo ha messo una rocca, una fortezza nella tua mente e la tua mente sta cominciando a diventare passiva. E tu leggi quella parola di Dio, la rileggi 4 volte e poi sai cosa succede? Dentro di te sai che quella parola di Dio è vera, ma non riesci a crederci fino in fondo. Tu sai che Dio stamattina abbiamo studiato la parola di Dio, dice che Dio ci ha resi perfetti per sempre, ma tu credi che Dio ti ha reso perfetto per sempre? Sì, pastore, io credo che Dio mi ha reso perfetto per sempre, ma non riesco a capirla, questa cosa. Sai chi è che ha fatto un lavoro con la tua testa? Il diavolo. Mancanza di concentrazione. Allora, io voglio darti un altro termometro per farti capire come il diavolo lavora con la nostra testa. Quando io comincio a pregare, comincio a avere sonno, comincio a avere fame, comincio a pensare alla spesa, comincio a pensare alla bolletta, comincio a pensare a mio marito, comincio a pensare ai miei figli, comincio a pensare a 1000 cose, il telefono squilla, mi distraggo nel giro di 2 minuti e mezzo e non riesco a organizzare un pensiero di preghiera. Grandi uomini di Dio hanno fatto la differenza perché riuscivano a concentrarsi nella preghiera e perché non avevano ceduto terreno al nemico e sapevano che qualsiasi cosa succedeva loro si erano preso questo tempo imprescindibile alla presenza di Dio, perché quando noi preghiamo, fratelli, le cose succedono. E quando noi siamo confusi e non riusciamo a concentrarsi nel nostro tempo di preghiera è perché il diavolo ha messo una rocca lì e sta cominciando a guadagnare terreno nella nostra testa, rendendoci delle persone incredule, rendendoci delle persone inattive, rendendoci delle persone inefficaci. Questo è quello che il diavolo fa nelle nostre vite. Lui sa benissimo che quando un cristiano piega le ginocchia, nel mondo spirituale la battaglia è vinta. Gesù si ritirava sul monte da solo per andare a pregare.
Trova il tuo momento di preghiera da solo con Dio, un momento imprescindibile senza nessuno che ti disturbi. Spegni il telefono, chiudi la stanza e comincia a cercare la faccia di Dio. Se manca concentrazione è perché il diavolo ha cominciato a lavorare nella tua testa. Ostinazione, facoltà mentali compromesse da influenze demoniache, rifiuta insegnamenti, rifiuta di prendere in considerazione alternative in merito alle cose della vita. I demoni hanno un orgoglio spropositato. Sono pensieri che impediscono la crescita, che ritengono se stessi unici possessori della verità sulle questioni della vita. Sono come istrici. Ti sei mai avvicinato a un istrice? Hai mai visto un istrice tu come fa? Gli istrici sono quelle specie di porcospini grossi così, no? In Toscana li mangiano pure. Tu ti avvicini e loro cominciano a sparare a culei, no? Non voglio questa cosa. Hanno una convinzione profonda di quello che pensano, ma non riescono a spiegare il perché. Ho ragione io, punto, basta. Ti è mai capitato una persona così? Sapete perché? Perché il diavolo è orgoglioso, gente, e ha preso possesso della sua mente, e nella mente di questa persona è insegnamento uguale ribassamento. Se qualcuno mi insegna vuol dire che io sono un idiota, ma io non sono un idiota. Gente così che funziona, il diavolo ha preso possesso della mente. Questi predicatori itineranti, gente, alzano l'uomo e abbassano il Signore in modo che i demoni entrino nella Chiesa, entrino nella testa delle persone, e tutto questo succede all'interno della Chiesa. Ostinazione, insicurezza, decisioni, persone molto insicure. Decisioni prese un attimo prima diventano dei disastri mentali. I demoni suggeriscono prima un pensiero, acquista, fallo, non esitare, cogli l'attimo, carpe diem, no? Fai questo adesso perché dopo non lo può più sperimentare. E subito dopo cosa succede? Subito dopo, mamma mia, cosa ho fatto? Ti è mai capitato questo? Compri qualcosa, questo qua mi serve, dopo lo tieni lì nell'armadio per 25 anni e dici qualcosa mi servirà un giorno. Non dico che tutti gli acquisti impropri siano di demoni, ma se tu abitualmente hai questa attitudine, no? Prima sì, dopo no, prima sì, dopo no, è vero e non è vero, è giusto o non è giusto. Gente, un demone sta lavorando con te, perché prima ti mette un'idea nella testa e poi ti dice di no, sai perché? Perché vuole farti sentire una persona insicura, in un mare in tempesta dove tu sei preda di decisioni che non dipendono più da te. E quindi dici, ma chi sono io? La tua identità comincia a cadere. Altro punto, è l'ultimo, e dopo passiamo alla soluzione, perché, gente, c'è anche la soluzione. Dubbi sulla salvezza. Il ciclo del peccato è alimentato da una mente passiva, caduta, senso di colpa, pentimento, provo a rialzarmi, caduta, allontanamento, fisico, psicologico, spirituale, Dio è lontano, non sono convertito, continuerò a peccare. Allora io so che in ciascuno di noi, questa è un'esperienza che io non solo come credente figlio di Dio ho, ma anche come pastore. C'è in ciascuno di noi, c'è quello che si chiama il tallone di Achille, ok? Il punto debole. Tu sai quale punto debole hai, vero? O non lo sai? Io so qual è il mio, tu sai qual è il tuo? Quello che il nemico cerca sempre di forzare, quello che tu cadi sempre lì. Allora, se lui riesce a innescare un ciclo di caduta, rialzamento, pentimento, caduta, rialzamento, pentimento, a un certo punto tu ti sfiduci completamente che puoi farcela a sconfiggere quel peccato, lui ti comincerà a dire, ok, sei capace solo a peccare, quindi pecca. E tu cosa fai? Bancarotta spirituale, tu ti dai completamente al peccato di fare questo. Gente così che lavora il nemico, e subito dopo cosa succede? Succede che tu comincerai a avere dei dubbi sulla tua salvezza. Sono veramente un figlio di Dio? Sono veramente salvato? Sono veramente tranquillo nelle braccia del mio Signore? Il diavolo comincia a fare questo lavoro con me e con te. Andiamo alla soluzione. Ti sei riconosciuta in qualche sintomo di questi?
C'è qualcuno che sta ridendo? La soluzione a questi sintomi è perché il diavolo ha cominciato a fare un lavoro con la nostra testa. Si trova nel versetto 4, che è il centro, il versetto chiave di questo testo biblico, e dice così: voi siete da Dio figlioli e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Una cosa che abbiamo insegnato stamattina nella scuola biblica di teologia: per ogni situazione, per ogni angoscia, per ogni difficoltà della vita, tu devi avere un testo biblico che combatta quel pensiero. Se la parola di Dio dice non siate in ansietà solleciti di cosa alcuna, quando tu sei in ansia cosa devi dire? Vatene via da me, perché sta scritto, non siate in ansietà solleciti di cosa alcuna. Quando tu ti senti in colpa perché hai peccato, sai cosa dice la parola di Dio, capitolo 3, versetto 20 di Prima Giovanni? Dice: se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore, conosce ogni cosa. Se tu hai dubbi sulla salvezza, ricordati quello che dice il testo di Ebrei, capitolo 10, che dice: noi con un'unica offerta siamo stati resi perfetti per sempre, perfetti per sempre. Tu puoi scappare via dalle mani di Dio. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sapete come si combatte l'azione del nemico nella nostra testa? Attraverso la parola di Dio, attraverso la presenza di Cristo nella nostra vita. Quando tu pronunci la parola di Dio, il diavolo scappa, gente. Forse tu sei qua stamattina e stai provando da anni queste sensazioni e non riesci a controllare queste cose di cui io ti ho parlato stamattina. La soluzione è: apri la tua bocca e fai come Gesù ha fatto. Sta scritto: vatene via da me, io non voglio avere niente a che fare con te. E tu comincerai a riguadagnare posto nella tua testa. Le rocche crollano, le barriere crollano e tu ti renderai conto che sei da Dio figliolo. È interessante questa parola che lui usa qua. Non dice figli, dice figlioli. Se voi andate nelle greco a leggere il significato di questa parola, è fantastica. Ve lo voglio leggere. Fantastica. Lui dice: voi siete da Dio figlioli. E dice così: se lo trovo. Ok, ma no, non lo trovo più. Ah, eccolo qua. Indica, sta attento, un rapporto intimo e reciproco formato tra uomini da legami d'amore, amicizia, fiducia come tra genitori e figli. Oppure, alunni o discepoli sono chiamati figli dai loro insegnanti, perché con la loro istruzione nutrono le menti dei loro alunni per formare il loro carattere. Quando Dio pensa a noi, Dio pensa a una tenerezza, Dio pensa a un trasporto verso di noi, Dio pensa a dei figli da nutrire dentro di noi, ma se noi non riusciamo a mettere nella nostra testa che noi siamo da Dio figli e che Lui ci tratta con questa tenerezza, ci tratta con questo amore, ci tratta con questa dolcezza. C'era una cosa molto interessante che facevano gli insegnanti ebraici, no? Della parola di Dio, della legge di Mosè. Quando un rabbino insegnava in una scuola di bambini la parola di Dio del Vecchio Testamento, sapete che i bambini ebraici a 4 anni stanno a memoria tutto il Levitico, il libro di Levitico, a memoria, okay? A 4 anni. E dice la parola di Dio nei Salmi che la tua parola al mio palato è dolce come il miele. Ti ricordi questa espressione? Sai perché? Sai come facevano insegnare la parola di Dio i rabbini ai loro discepoli? Gli facevano tenere nelle mani una tavoletta di argilla sparsa con sul pennellato del miele, ok? In una mano, nella mano destra. Nella mano sinistra avevano il pennino e quindi quando loro dovevano trascrivere i versetti della parola di Dio su questa tavoletta loro incidevano
e ovviamente non avevano mani libere, perché da una parte avevano la tavoletta, dall'altra avevano il pennino. L'unico modo che loro avevano di pulire la punta del pennino era... Guarda come sono furbi gli ebrei, no? E nel momento in cui loro mettevano in bocca la punta del pennino sentivano il dolce del miele. L'associazione è fatta, la tua parola per me è dolce come il miele. Fratelli, la parola di Dio per te è dolce come il miele. Quando tu apri questo libro fantastico, ti emozioni ancora? O è una cosa automatica? È una cosa che la fai così per fare, perché è un obbligo fare. Quando tu consideri la parola di Dio la cosa più importante della tua vita, tu cominci a mettere nella tua testa i pensieri di Dio e il diavolo arretra e ogni giorno di più la vita di Cristo comincia a scorrere dentro di te, perché se non sbaglio la parola di Dio ci dice che io sono la via, la verità e la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Tu puoi essere salvo ma essere la persona più schiava di questa terra. E quando il Signore dice io sono la via, la verità e la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Tu vuoi sperimentare la vita di Cristo dentro di te? Tu devi considerare la parola di Dio la cosa più importante di tutte le cose di questa terra, più importante di tuo marito, più importante dei tuoi figli, più importante della Chiesa, più importante del predicatore, più importante di qualsiasi cosa. Al di sopra di tutto ci sta la parola di Dio. E quando tu sarai libero mi dirai, pastore, avevi ragione. Il Signore ci vuole persone libere. E se noi ancora non sperimentiamo questa libertà è perché la nostra mente è schiava e Satana ha posto le sue rocche, le sue fortezze dentro di noi. E se tu ti sei riconosciuto in qualcuno di questi sintomi che ho detto stamattina, vuol dire che il diavolo sta lavorando con me. Non preoccuparti perché lui non ti possederà. Questo è sicuro al 100%. Ma una cosa so, che colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. E tu puoi vincere la battaglia. Non a caso l'Apostolo Giovanni ha detto, voi li avete vinti. Non dice li vincerete, dice voi li avete vinti. Voi avete vinto i falsi predicatori, voi avete vinto i demoni, voi avete vinto i pensieri cattivi, voi avete vinto tutto, perché avete ritenuto che colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Quello che lui dice è per un tempo, quello che Dio dice è per sempre. Io sto cercando dei soldati che scendano in battaglia con la spada della parola di Dio in mano. Non persone di volontà, perché persone di volontà ce ne sono tante, ma nel mondo spirituale non si combatte con la volontà, si combatte con la parola del Signore. Tu sei disposto? Il nostro generale è colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Vuoi essere libero? Io voglio pregare insieme a te questa mattina. Caro mio, cara mia, che tu voglia o no, c'è una battaglia spirituale furiosa attorno a noi. Furiosa. Il diavolo non gli piace che tu sia una persona libera. Gesù sa tutto questo, ma lo devi sapere anche tu. Se tu vuoi libertà, se tu vuoi una vita efficace, se tu vuoi una vita piena, devi combattere con la parola di Dio in mano. La volontà non serve, la consacrazione non serve. La preghiera non servirà se la tua mente non ragiona come la mente di Cristo. Io sono triste, fratelli, quando vedo persone entrare nella Chiesa senza la parola di Dio in mano. Questo non è per la domenica, è per la tua vita, ogni giorno. Hai capito? È questa che ti farà vincere su tutto. La parola dice, voi li avete vinti.
perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Preghiamo. Signore, il tuo popolo troppe volte abbiamo perso le nostre battaglie perché il nemico ha guadagnato terreno nella nostra testa. Io stesso, Signore, sono passato tante volte per questo processo. Ho permesso che il nemico mi accusasse del mio passato, ho permesso che il nemico si impossessasse del mio futuro, ho permesso che lui mi dicesse che non ero una nullità. Quante volte, Signore, il nemico è riuscito a fare questo con me, ma adesso basta. Adesso basta. Perché tu ci hai creati per essere liberi e pensare come Cristo pensa attraverso la tua parola. La parola di Dio sono i pensieri di Dio. Se noi sostituiamo i nostri pensieri con i Suoi, noi riusciremo a vedere quanto è grande il Dio che abbiamo dentro di noi. Signore, io sto pregando per la tua Chiesa e sono sicuro, Signore, che molti dei miei fratelli, come me, mi ci metto per primo, hanno passato o stanno passando per questo processo, Signore. Molti sintomi sono sicuro che si identificano nella loro vita. Ma io ti chiedo stamattina liberazione, Signore. Ti chiedo di togliere questo peso spirituale, Signore, che ci opprime e di dare liberazione ai tuoi figli, Signore, che possano percepire con tutto se stessi chi noi siamo in Cristo Gesù. Noi rivendichiamo i diritti che tu ci hai dato, Signore, non quelli che noi non abbiamo. La tua parola ci dice che noi siamo figli per diritto, per adozione, e questo nessuno ce lo toglie. E colui che è in noi è più grande di te, Satana. E io ti riprendo nel nome di Gesù, e che questa Chiesa sia libera completamente di essere ciò per cui tu l'hai creata, Signore. Una Chiesa libera di predicare la tua parola, una Chiesa libera di uscire dalle mura e dalle proprie paure per predicare la parola che salva. Signore, nel nome di Gesù, che questo esercito si alzi in piedi e cominci a proclamare la tua gloria in questo mondo, Signore. Io sono convinto che da oggi in poi qualcosa cambia, Signore, ma ti prego di dare perseveranza ai miei fratelli e che possano sperimentare, Signore, di camminare con te ogni giorno, nel nome di Cristo Gesù. Tutta la Chiesa ancora pregando, per favore, occhi chiusi, perché io voglio identificare miei fratelli e miei sorelle che hanno bisogno di riguadagnare terreno nella propria mente, che si sono identificati in quello che abbiamo detto stamattina. Io non ti giudico perché sono come te, un essere umano. Anch'io ho passato per questo processo. A volte passo ancora, ma sai una cosa, ho imparato a combattere. E io voglio condividere con te questa vittoria. Tu senti che il Signore ti ha parlato stamattina, ti ha toccato nel cuore. Io voglio pregare per te. Se tu hai sentito, alza la tua mano. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica là dietro, qua davanti, sinistra. Non ti vergognare, perché il Signore vuole darti libertà. Ti vergogni della libertà? Dio ti benedica là dietro. E se tu ancora non hai conosciuto Cristo, questo è il momento buono che Lui può entrare nella tua vita e fare di te una nuova creatura in Cristo Gesù, figlio di Dio per adozione. Io invito tutta la Chiesa ad alzarsi in piedi e mentre noi canteremo un canto, per favore, il gruppo di lode, tu che hai alzato la tua mano, io voglio pregare per te. Ok, non c'è problema.